L'app è uno strumento fantastico perché è fatto dai ragazzi per i ragazzi ed è uno strumento facilmente scaricabile sul telefonino, che è lo strumento che tutti noi e anche i giovani si portano con sé ogni giorno, ed è uno strumento dove, oltre a trovare indicazioni su libri da leggere, film da vedere, ci sono i podcast. Questa è la grande novità, che raccontano la storia di alcune vittime innocenti di mafia che sono state nostre conterranee: Cristina Pavesi, Matteo Toffanin, Marco Rossi, Silvano Franzolin. Ecco, sono tutte persone che non dobbiamo mai dimenticare, e quindi l'app è uno strumento che permette di fare prevenzione, nel senso che fornisce conoscenze, fornisce strumenti e quindi stimola ad esserci, stimola a partecipare. Ricordiamo che a monte ci sono 8 anni di lavoro dei giovani delle scuole superiori. Sì, grazie alla legge 48 della Regione del Veneto c'è questo progetto, che è Giornata regionale del memoria dell'impegno, che svolgiamo in collaborazione anche con Libera Veneto, e questo progetto in 8 anni ha permesso di incontrare migliaia di ragazzi e di ragazze del Veneto e i loro insegnanti, e quindi di fare tesoro, ecco, dei loro suggerimenti, delle loro esperienze, e soprattutto nella app abbiamo messo a disposizione i loro lavori. Ecco, quindi è possibile non solo valorizzare questi lavori, ma prendere spunto dalle nuove scuole, da questi lavori già fatti, magari per crearne di nuovi, per trovare lo stimolo di farne di nuovi. Sì, un messaggio che valorizza il lavoro dei giovani, perché è frutto, a compimento, nasce dal percorso che ormai da molti anni, anche l'anno scorso si è tenuto, molti istituti comprensivi superiori della Regione Veneto hanno seguito per approfondire la storia e la memoria delle vittime innocenti di mafia. È uno strumento quindi adesso a disposizione dei giovani, ma non solo, di tutta la popolazione, per poter conoscere appunto delle storie che devono rimanere impresse nella memoria. Come organizzazioni criminali, ma rispetto alla cultura.